Marmo, e adesso insomma, hanno detto un po' di tutto, hanno detto. Gli dobbiamo pure chiedere se ci si riconosce in quello che è stato detto di lui, no? Buonasera a tutti, grazie, troppo gentili sono tutti. Grazie Maria Pia per questo libro che non parla di me, parla di esperienza di fare una cosa con la melancolia che tutti portiamo. Grazie all'editore Luigi Sarpi. E io in questo senso voglio dire, non parlare di me perché troppo parlarono di me e non credo che questo sia il senso che io sono qui, ma sì devo parlare della possibilità che c'è in un giovane di 22-23 anni che arriva alla terra lontana del suo padre senza un euro, con solamente biglietto di ida e tornata per cercare il sogno, e si trova con un sogno che è vivere dell'arte nell'Europa, nella vecchia Europa, assolutamente marginata, assolutamente con una melancolia più grande che la mia personalità. Devo parlare di questo ragazzo che stanno tutti adesso alle strade, tutti questi ragazzi che sono senza lavoro, senza educazione, sono tutti a che io devo fare un omaggio a sua melancolia e a sua immaginazione, perché questa è l'arte che arriva nel futuro. La melancolia di tutti questi ragazzi che deve diventare nell'arte della salvazione di Dio. E credo che la mia opera, si rispetto troppo il lavoro di tanta gente che parla, in questo caso di Maria Pia Capello, mia verdadera opera è fare una famiglia, è fare con questa realtà sociale, con questa marginazione, con questo ragazzo che non sapeva che fare della sua vita, trovare una scelta dove un uomo può fare diventare di questa realtà a essere padre. Credo che se il risultato è questo, l'opera ci sono come meravigliosa, perché l'opera cerca fare un ponte dalla melancolia alla bellezza. Non cerca fare una bella scultura, non cerca fare una mostra di arte, cerca diventare la metamorfosi spirituale di un uomo che non sa che fa in questo mondo e vuole uscire di questo mondo. Questa è la mia opera, la mia famiglia, mio figlio. E l'arte ha fatto come una ferramenta per arrivare al cuore di essere padre. E devo dire che questo è l'unico che mi emoziona nella mia vita. E l'arte è un lavoro più o meno divertente. Però se io non fosse possibile in questa vita essere padre, mi importa pochissimo, niente essere artista. Devo dire questo perché in tutto questo percorso uno pensava è il riconoscimento, è la stampa, è l'arte. Niente di tutto questo mi ha dato bellezza nel cuore. La bellezza me l'hanno dato mio figlio. Grazie di cuore per fare questa bellezza, che io non lo so se me lo meresco, si dice sì, in italiano, in spagnolo, se sono merito di questa bellezza, perché devo dire che io mai mi avessi immaginato, quando è arrivato
l'anno 98-97 qui a Roma a cercare questa possibilità di esponere in una galleria. Mai non mi sono immaginato questo, una presentazione di un libro con tanta gente importante e tanta gente che sa di quello che dice, di quello che pensa. Io era un ragazzo che andava per le strade e guardava tutto e diceva: che faccio? Dopo trovare a un prete diverso nel mio percorso mi ha servito per capire che io non sono il che lavora con il Papa. Dio mi ha detto: il miracolo ci sono in questa vita, se tu tieni fede. E non voglio dire che sono un mistico, dico di verità, che io penso che la fede dell'uomo, sia la credenza che sia cattolici, sia musulmani, non interessa. L'importante è la fede di diventare la bellezza. La bellezza per me finale sempre è la famiglia, sempre. E questa è la mia esperienza. E se non è la famiglia, è gli amici, però è sempre il cuore. A me mi ha emozionato questo, sinceramente. Io non mi ho emozionato mai in una mostra culturale, con tutti i prestigi, con tutti i rappresentanti. No, mi ha emozionato un bambino educato. Si dice così? Sì, sì. Si dice nel mio quartiere che l'arte non è un lavoro. Ah, questo, che lavoro fai se sei artista? No, e l'arte è questo lavoro. Essere cosciente che il verdadero arte, la verdadera bellezza è il cuore della famiglia. Grazie.